Sabato 21 maggio in piazza San Lorenzo a Sora si è tenuto il Festival Voci e Danze per la Pace, organizzato dalla Scuola Beata Maria de Mattias di Sora. Dopo la pandemia, la Scuola De Mattias torna con uno spettacolo di fine anno per lanciare all'intero territorio un messaggio di pace e speranza per il futuro. L'evento è stato presentato dalla bella e talentuosa Valeria Altobelli, direttamente coinvolta perché anche suo figlio frequenta la scuola De Mattias. Ad aprire la manifestazione il gruppo identitario degli sbandieratori d'istituto, bambini di terza, quarta e quinta elementare che con entusiasmo si esercitano nell'arte della bandiera, sapientemente guidati dall'insegnante Pina Cervi. La loro esibizione ha entusiasmato la piazza gremita di genitori, parenti ed amici dei tanti piccoli protagonisti. A portare i saluti della scuola De Mattias la dirigente scolastica Suor Silvana Diomede, che in primis ha voluto ringraziare tutto il corpo docente ed i collaboratori della scuola, i genitori e soprattutto gli alunni che tanto si sono impegnati per realizzare questo spettacolare festival. È un vero piacere accogliervi in questa scuola che è di per sé luogo di accoglienza e di crescita culturale, educativa e spirituale. E visto che ho salutato i bambini, i genitori, le maestre e le autorità, voglio dedicare un pensiero ad ognuna di queste importanti componenti della scuola e della società. A voi bambini, che chiudete l'anno con una bellissima esibizione, vi faccio i complimenti per il vostro estro e per la vostra capacità di rappresentare le cose. Però vi chiedo una cosa importante: non ponete attenzione solo sulla parte esteriore, sull'esibizione, sullo spettacolo. Fate invece attenzione ai significati, al messaggio, all'intenzione di quello che abbiamo voluto rappresentare. Si è parlato di amore, di pace, di bellezza, delle relazioni significative. Ebbene, ricordate e mettete nel vostro cuore questi valori come se fossero le vitamine per la vostra crescita. E prima di tutto la pace, a cui abbiamo dedicato questa giornata, una pace a livello interpersonale, una pace in famiglia, nei posti di lavoro e quella che ci preme di più in questo momento, una pace fra le nazioni. Un ringraziamento particolare alla professoressa di musica Maria Teresa Reale, che ha diretto con grande professionalità i cantanti, alunni delle 5 classi, alcuni alla prima esibizione sul palco, che hanno interpretato grandi successi della musica italiana ed internazionale. Gli alunni delle 5 classi della scuola primaria si sono poi esibiti in Danze per la Pace. Ogni classe, con il coordinamento della propria insegnante, ha proposto una danza appartenente ad un paese del mondo. La classe prima ha interpretato una danza araba. La classe seconda ha interpretato una danza cinese. La classe terza una danza degli Stati Uniti d'America. La classe quarta una danza dedicata alla terra ucraina. La classe quinta, conclusione del percorso scolastico, si è prima cimentata con un simpatico sketch in inglese e poi ha interpretato una danza sulle note della canzone africana Gerusalemme. Come sempre, la scuola Beata Maria de Mattias di Sora ha portato in scena uno spettacolo unico e meraviglioso, curato nei minimi particolari e soprattutto con un attualissimo messaggio di pace per il mondo intero.